Finalmente si è sbloccato con la registrazione di fine novembre alla Corte dei Conti l'iter e possono finalmente scattare i 120 giorni per il passaggio della concessione da Autovie Venete alla Newco. È un passaggio importante perché ipotizziamo di fare tutte le procedure entro questi 120 giorni e procedere anche con la liquidazione dei privati entro il 1° giugno, quindi del 1° giugno dovrebbe essere operativa la nuova società. Questo ci permette di poter attivare le nuove linee di credito con BEI e CDP per proseguire nei lavori. Devo dire che già oggi noi abbiamo anticipato 100 milioni di euro come Regione proprio per agevolare questo passaggio e oltretutto abbiamo anticipato le risorse per i cavalcavie del tratto fino ad Avisopoli, che è fondamentale ovviamente per tutta la tratta fino a Palmanova. E per l'autonomia c'è un testo che è stato inviato dal Ministro Calderoli al Governo e alla Conferenza delle Regioni che recepisce i punti decisi all'unanimità dalla conferenza stessa. Quindi stiamo andando in una direzione di collaborazione istituzionale ed è importante procedere in tal senso, ma mi auguro che la condivisione, scevra di interessi partitici, possa andare avanti.